Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Ponte sullo Stretto, dopo il no della Corte dei Conti si arroventa il clima politico, il governo tira dritto ma l'opposizione festeggia, rilanciando le iniziative a Messina contro le infrastrutture. Anche per Agrigento, capitale della cultura, arriva pesante la bocciatura ufficiale della Corte dei Conti. Confusione, disorganizzazione, l'evento non ha attratto turisti. Presidenza della Regione, inizia la battaglia. Manlio Messina, ex assessore regionale al turismo, oggi parlamentare nazionale, dice: se Schifani si ripresenta mi candiderò io contro di lui. Palermo ha trovato casa alla vedova con 600 euro di pensione, costretta a vivere in macchina dopo lo sfratto. Tempestiva solidarietà per un caso umano sollevato dal nostro TG. Al via a Catania la tradizionale Fiera dei Morti, un appuntamento attesissimo che anche quest'anno offrirà dolci e regali in 150 stand. Tutto al parcheggio scambiatore Fontana Rossa. Ma c'è anche il dolcetto scherzetto, eppure in Sicilia è diventata imperdibile Halloween, prediletta da giovani e bambini. La nuova festa, importata dall'America, è ormai più popolare di quella con i regali fatti dai morti secondo tradizione? Tuccio Musumeci commenta a modo suo. Che c'entriamo noi con ste cucuzze? Calcio, stasera in campo a Caserta per l'anticipo della 12ª giornata di Lega Pro il Catania. Toscano, costretto a rinunciare ad Aloi, dovrebbe confermare lo stesso 11 iniziale delle ultime partite. Diretta in chiaro su Telecolor a partire dalle 19:30. Dopo la batosta interna con il Monza, il Palermo prova a reagire. Domani altra gara casalinga per i rosanero che sfideranno il Pescara. Inzaghi chiede ai suoi un pronto riscatto. Bentrovati, si arroventa il clima per il caso del ponte sullo Stretto. Dopo il no della Corte dei Conti, il governo tira dritto, mentre l'opposizione festeggia, rilanciando le iniziative per il no all'infrastruttura. Francesco Triolo. Gongola il fronte del no ponte a Messina, il parere della Corte dei Conti dà nuovo slancio ai comitati che hanno in cantiere una grande manifestazione nazionale a fine novembre. Una pietra a tombare, non c'è altro modo per definirla. Chiaramente stiamo molto attenti alle prossime fasi e alle prossime decisioni del governo, staremo molto attenti perché il governo deve compiere atti che possono configurarsi come davvero eversivi e quindi la manifestazione in piazza il 29 novembre servirà anche a questo. Il governo però non molla, la Premier Meloni ha sottolineato l'interesse pubblico dell'opera e il ministro Salvini oggi lo ha ribadito. Noi aspettiamo che la Corte dei Conti ci dica quali sono i suoi dubbi. Siamo convinti di avere gli argomenti per fugare ogni tipo di dubbio. L'avvio dei cantieri però non potrà avvenire secondo il programma iniziale. I cantieri partiranno dopo 160 anni, i cantieri partiranno. Ci viene chiesto un supplemento di produzione e di documentazione, lo facciamo. Insomma, abbiamo aspettato un secolo, aspetteremo un secolo e 2 mesi. Ma sul progetto l'opposizione è chiara, è vecchio, dice Angelo Bonelli. Noi abbiamo scoperto le carte, posso mostrarvele in esclusiva alla vostra trasmissione, una carta che dimostra che questo progetto che è stato presentato al Paese è quello vecchio di 28 anni fa. Questo è il documento che lo attesta, guardi. È un'anticipazione dell'intervista che il deputato ha rilasciato in esclusiva a Luca Ciliberti per il punto che andrà in onda domani alle 14:30 su Telecolor. A Messina intanto, nonostante gli ultimi sviluppi, prosegue l'attività della Commissione Ponte in Consiglio Comunale. E non è finita, anche per Agrigento, capitale della cultura, arriva la bocciatura ufficiale della Corte dei Conti, testuale: confusione, disorganizzazione, l'evento non ha attratto turisti. Lorena Dolci.
Era cominciato così, in pompa magna, alla presenza del capo dello Stato Mattarella e del ministro Giuli. Ma il debutto di Agrigento, capitale della cultura, non partiva sotto i migliori auspici. Gli strafalcioni nei cartelloni, il programma inesistente, l'allarme lampeggiante sui ritardi nella programmazione. Tanti pronostici infausti che avevano presto indotto il presidente Schifani a prendere in mano la situazione, di fatto commissariando la fondazione. Ma non è bastato. Con l'anno ormai agli sgoccioli arriva la sfroncatura netta della Corte dei Conti. Parlano i dati. Nessun incremento di turisti, tassa di soggiorno in linea con gli anni precedenti. Il logo, capitale della cultura, non ha attirato visitatori. La delibera dell'organo di controllo regionale conferma tutte le criticità gestionali, in pratica una bocciatura sotto tutti gli aspetti. Emergono profili di incertezza, ritardi nella rendicontazione, mancanza di coordinamento tra i 44 progetti, con fondazione e comune impegnati più che altro, scrive la Corte dei Conti, a pestarsi i piedi. La presidente della fondazione, voluta proprio da Schifani, rivendica però l'impegno profuso a fronte della disorganizzazione trovata. La capitale della cultura a gennaio 2025 deve essere chiave in mano, cioè con la struttura pronta, il personale pronto, la sede pronta e anche con i progetti chiavi in mano. È chiaro che io sono arrivata e ho trovato, come dico sempre, lo zero assoluto. Sull'incontro con Schifani smentisce le voci di rimproveri. Assolutamente no, Schifani è proprio assolutamente, io lo ringrazio, anzi pubblicamente è stato sempre accanto a me. Ancora attualità politica. Manlio Messina, ex assessore regionale al turismo, oggi parlamentare nazionale ma ormai fuori da Fratelli d'Italia, provoca il presidente della regione e dice: se Schifani si ripresenta per guidare la regione mi candiderò io contro di lui. Servizio di Luca Ciliberti. Da Palermo solo silenzio, nessuna reazione, encefalogramma piatto, almeno formalmente. Derubricata uscita pubblica di importanza irrilevante di chi ha livore perché ormai fuori dalla scena politica. Ma l'ultima provocazione del deputato nazionale già assessore regionale al turismo nel governo Musumeci, Manlio Messina, suscita apprezzamenti, ovviamente manifestati solo in privato al diretto interessato, trasversali di amici politici di maggioranza e opposizione. Dopo giorni di attacchi frontali al presidente Schifani, Messina piazza l'ultima bordata con un post social. Desidero essere chiaro con tutto il centrodestra. Qualora il candidato alla presidenza della regione siciliana dovesse essere ancora Renato Schifani, mi candiderò personalmente contro di lui. E continua. La Sicilia ha bisogno di una guida nuova, libera da condizionamenti e capace di restituire dignità e prospettiva a questa terra. Il deputato nazionale, che ha ricoperto posizioni di vertice nel partito della Meloni prima di lasciare in rotta con i maggiorenti nazionali, accusa Schifani di dichiarazioni autoreferenziali e di non offrire un progetto politico credibile per il futuro della Sicilia. Nei giorni scorsi altre accuse al presidente della regione. Tace sui boss mafiosi che mettono le mani sui fondi del PNRR o che gestiscono l'Idi a Palermo, sui fondi oltre 300.000 euro al Trapani Calcio, nel quale lavora il figlio di Schifani, sulla spesa pubblica bloccata in Sicilia, sul rischio di perdere le risorse europee per gli interventi urgenti nell'isola. Messina va a ruota libera, motivato dal fatto di non appartenere più ad alcun partito. Curiosa, ovviamente, la coincidenza temporale. Qualcuno ipotizza anche qualche manina esterna. Chissà. Casteldaccia, omicidio colposo plurimo è il reato contestato alle due società, AMAP e Quadrifoglio, per la strage del maggio dell'anno scorso. 5 operai morti mentre lavoravano all'impianto fognario. Manlio Viola. La Procura di Termini Imerese si prepara a chiedere il rinvio a giudizio per i presunti responsabili della strage di Casteldaccia, nella quale il 6 maggio del 2024 persero la vita 5 operai rimasti intrappolati nella condotta fognaria durante le operazioni di manutenzione. Sono stati notificati ieri gli avvisi di conclusione delle indagini. La procuratrice facente funzioni Concetta Federico e i sostituti Elvira Cuti e Giacomo Barbara hanno notificato l'avviso al responsabile dell'ufficio appalti dell'AMAP, Wanda Ilarda, al responsabile del procedimento Salvatore Rappa, al responsabile del servizio protezione e prevenzione Geri Costa e al responsabile dell'impianto di sollevamento di Casteldaccia Sergio Agati. Le ipotesi di reato vanno a vario titolo dall'omesso controllo alle violazioni in materia di appalti. Subito dopo la tragedia erano stati iscritti nel registro degli indagati Gaetano Rotolo, ex dirigente dell'AMAP, responsabile dei lavori, Nicolò Di Salvo, contitolare della ditta Quadrifoglio, che aveva ottenuto la commessa da 100.000 euro in subappalto. Indagate anche l'impresa Quadrifoglio e l'AMAP SPA,
A loro viene contestato l'omicidio colposo plurimo in concorso con l'aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Nella strage morirono Epifanio Alsazia, uno dei titolari della Quadrifoglio, Giuseppe Miraglia, Roberto Raneri, Ignazio Giordano e il lavoratore interinale di AMAP Giuseppe La Barbera. In 4 scamparono alla morte Giovanni D'Aleo, Paolo Sciortino, Giuseppe Scavuzzo e Domenico Viola. Esce di scena invece Giovanni Anselmo, l'amministratore unico della società Tech di San Cipirrello, l'azienda aggiudicataria dell'appalto che aveva subappaltato quel pezzo di lavoro. Nei suoi confronti potrebbe arrivare l'archiviazione. C'è un'ultima ora da Palermo, un medico cardiologo è stato aggredito dal padre di un piccolo paziente all'ospedale dei bambini del capoluogo. Appunto, l'aggressore avrebbe giustificato il gesto per i ritardi nelle cure del figlio, ma sono intervenuti i carabinieri. È morto nel Ferragosto del 2019 dopo essere stato dimesso dall'ospedale senza visita medica. È successo a Vittoria, nel Ragusano, e adesso la Corte d'Appello conferma il risarcimento di 960.000 euro da parte dell'azienda sanitaria alla famiglia. Veronica Barbarino. Era la notte di Ferragosto del 2019, una serata di festa che si trasformò in tragedia per una famiglia di Vittoria. Un uomo di 78 anni, colto da un malore improvviso, si recò al pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi. Nessun medico in turno lo visitò. Ad accoglierlo solo un infermiere che lo sottopose a un elettrocardiogramma, gli somministrò un antispasmico e un diuretico e infine lo rimandò a casa, rassicurandolo sul suo stato di salute. Poche ore dopo, l'uomo morì a causa di un aneurisma dell'aorta addominale, non diagnosticato. La vedova e i 2 figli hanno citato in giudizio l'azienda sanitaria provinciale di Ragusa e adesso, a distanza di 10 anni, arriva la sentenza del tribunale che condanna l'ASP al risarcimento di 960.000 euro. Siamo molto soddisfatti che anche la Corte d'Appello di Catania abbia fatto giustizia, come già del resto aveva accertato il Tribunale di Ragusa in primo grado, confermando la responsabilità dell'ASP di Ragusa riguardo al decesso di un malcapitato 78enne che ha avuto la sfortuna di sentirsi male e di arrivare all'ospedale Guzzardi di Vittoria senza essere correttamente accolto e quindi curato. La Corte di Appello di Catania ha confermato infatti il risarcimento agli eredi, ma ha riconosciuto all'ASP di Ragusa il diritto di rivalersi sull'infermiere. Tuttavia, l'importo a carico del sanitario non sarà vicino al 1 milione di euro, ma sarà calcolato, secondo la legge, fino a un massimo di 3 volte il suo reddito professionale annuo lordo riferito all'anno della negligenza. A Gela chiuse le indagini per l'inchiesta The Wall, che ha svelato un sistema criminale che trafficava in armi e droga. 24 indagati, un nome al vertice, quello di Grazio Ferrara, ex avvocato penalista legato alla famiglia mafiosa dei Rinzivillo. Gerry Italia. Droga, armi e tecnologia, e questo è il triangolo al centro della maxi inchiesta The Wall condotta dalla DDA di Caltanissetta. Le indagini si sono chiuse per 24 indagati. Al vertice Grazio Ferrara, 45 anni, ex avvocato di Gela, considerato dai magistrati il capo e promotore di un gruppo che avrebbe gestito lo spaccio di hashish, cocaina e crack sotto la protezione della famiglia Rinzivillo di Cosa Nostra. La base operativa era il bar dei Muretti a Macchitella, dove avvenivano incontri e passaggi di denaro. Secondo gli investigatori, Ferrara coordinava forniture e contatti con complici detenuti che comunicavano dal carcere con telefoni introdotti illegalmente. Parte dei proventi finiva in una cassa comune, il salvadanaio, usata anche per pagare un manovratore di droni incaricato di far arrivare cellulari e droga nelle carceri. In un episodio un drone è stato abbattuto dalla polizia di Messina, trasportava telefoni e stupefacenti. Ferrara cercava di proteggersi evitando telefonate dirette e usando videochiamate su WhatsApp, ma sul suo telefono era stato installato un trojan informatico che ha registrato tutto, messaggi, incontri e persino la visione di un'arma via chat. Per la DDA il muro che per anni ha protetto l'organizzazione è ormai crollato. Dietro ogni parola, ogni messaggio, un orecchio digitale che ne ha seguito la caduta. Catania ha aggredito l'ex compagna in strada, colpendola in viso con una pietra e provocandole la frattura del naso e un trauma cranico. L'uomo, un colombiano di 35 anni, è stato arrestato. Si è scagliato contro la donna in via Velo, nel quartiere di San Cristoforo, davanti agli occhi dei passanti che hanno subito allertato la polizia.
Palermo, dopo il servizio dei nostri TG, Antonina, vedova con 600 euro di pensione, costretta a vivere in auto con la cagnolina dopo lo sfratto, ha trovato casa in una struttura pronta ad accoglierla. È una casa alloggio di Cinisi. Ecco le prime reazioni della donna commossa, ancora con il nostro Marco Gullà. Traguardo raggiunto. La signora Antonina e la sua amata cagnolina hanno trovato una struttura che li accoglierà in attesa di una sistemazione definitiva. Dopo il nostro servizio, la macchina della solidarietà si è subito mossa e così anche l'onorevole Ismaele Lavardera ha supportato la causa. Questa mattina la telefonata di un titolare di una casa alloggio a Cinisi. Lei mangia con noi, si lava lì con noi, si lava in struttura, gli laviamo i vestiti, tutto completamente. Nella sua pensione se la usa per le sue cose. Fino a ieri notte, come vediamo, la signora Antonina, nonostante la pioggia, dormiva in auto. Da questa mattina l'incubo è finito. Lei come ha trascorso la notte, signora? Chiusa in macchina, sveglia e c'era un po' di freddo. Ho mandato questo messaggio sui social e si è mossa una macchina di solidarietà incredibile. Abbiamo già una struttura di Cinisi disponibile. Mi ha mandato un messaggio stanotte alle 11:30 di notte una signora che ha un B&B a Cefalù, che ringrazio, pronta non solo ad accogliere la signora ma soprattutto anche il suo cagnolino, che è la cosa più bella, cioè il cagnolino che è in macchina insieme, in attesa però, e questo ne prendo atto, che il comune di Palermo, da quello che ho capito, ha chiamato Toni Pellicane, il comune di Palermo, che ringrazio, perché se la politica tutta insieme può muoversi, ho fatto un appello al sindaco di Palermo, all'assessore Ferrandelli, che si sono mossi, quindi ne diamo atto che si vogliono muovere per una struttura ovviamente definitiva. E questa è la commozione della signora Antonina, non serve aggiungere altro. Beh, la commozione è anche un po' nostra. Weekend di Ognissanti condizionato dal maltempo in Sicilia. La notte scorsa oltre 20 interventi sono stati effettuati dai vigili del fuoco sull'autostrada Siracusa-Catania tra Priolo e Augusta, in seguito alle piogge e agli allagamenti che hanno colpito la provincia. Le precipitazioni e il forte vento hanno costretto molte auto a fermarsi. Per oggi allerta gialla in tutta la regione. Al via comunque a Catania la tradizionale Fiera dei Morti, un appuntamento immancabile che anche quest'anno offrirà dolci e regali in 150 stand con una zona speciale dedicata al cibo e ai giochi per i bambini. Giusy Lazzara. A Catania con il taglio del nastro apre i battenti la tradizionale Fiera dei Morti legata alla commemorazione dei defunti. Nell'area del parcheggio scambiatore Fontana Rossa di AMTS sono oltre 150 gli stand che compongono l'area espositiva e commerciale, con un'apposita zona dedicata al cibo e agli spazi gioco per i bambini. Da 78 anni che si rinnova questo appuntamento, è sicuramente un appuntamento non solo sentito da tutti i catanesi, ma da un punto di vista dell'impatto economico è un volano spaventoso. Infatti è una fiera che accoglie non solo stand diciamo della città solta, ma anche della provincia. La Fiera dei Morti sarà visitabile fino al 9 novembre dalle 9 alle 24 nei giorni festivi e prefestivi, dalle 9 alle 22:30 nei giorni feriali. Zucche intagliate, costumi horror, tanto sangue finto ovviamente. E anche in Sicilia è diventata ormai imperdibile la festa di Halloween, prediletta dai giovani e dai bambini. Ecco come si prepara a Catania la notte più paurosa dell'anno. Eva Spampinato. Halloween si avvicina? Siamo tutti terrorizzati, una notte da paura. Stanotte sarà la notte più spaventosa dell'anno e in molti si preparano a festeggiare. Facciamo una festa con amici. Sono alla ricerca disperata di un naso allungato. Ci dovremmo vestire da Mavis e Johnny del film Il cartone Hotel Transilvania. Ci piacerebbe vestirci da Scary Movie, lui da samurai.
Maschere terrificanti, atmosfera da brivido. Il 31 ottobre gli abitanti dell'oltretomba arrivano fra noi, almeno secondo la tradizione celtica, che ha portato la festa di Halloween prima in America e poi nel resto del mondo, riempiendo i negozi di gadget a tema e diventando un appuntamento attesissimo da adolescenti e bambini, pronti a gridare dolcetto o scherzetto. Ne abbiamo fin troppi durante tutto l'anno. E le mamme si adeguano preparando calderoni pieni di dolci in attesa del passaggio dei piccoli fantasmini. Un po' di cioccolatini, caramelle, perché passerà qualche bambino sicuramente. Tra coltelli finti e oggetti horror, in via Manzoni il travestimento più richiesto è Scream, il più venduto in assoluto. Poi c'è It, la bambola assassina. Pennywise. Un clown sexy, un po' horror. Uso vestiti che già c'ho. Magari lo decoriamo, lo personalizziamo. Rendere l'atmosfera un po' diversa rispetto a come esco ogni sera. C'è chi ricicla gli abiti che ha in casa e c'è invece chi cerca un total look che per le donne è rigorosamente sexy. Corpini, gonnelline. Poi un po' paura sì perché si comprano il sangue, le lentine. Brr. E adesso il grande attore catanese Tuccio Musumeci commenta a modo suo la contrapposizione, ammesso che esista, tra Halloween e i morti e dice: che c'entriamo noi con queste cucuzze importate dall'America? Giusy Lazzara. Ci accoglie nel suo studio pieno di ricordi e non manca la sua liscia tutta catanese. Tuccio Musumeci, a 90 anni, ha lasciato il teatro, ma resta un acuto osservatore. Anche sulla festa dei morti ha le idee chiare. Noi per esempio ci addormentavamo perché ci dovevamo svegliare di mattina presto per trovare i giocattoli. Questa è la vera festa nostra italiana, va bene, ma siccome siamo un popolo di imitatori facciamo Halloween, i cucuzzi, e siccome ormai il popolo italiano è tuttora cucuzze. Cosa le lasciavano i morti? Gli automobili tutti in latta, oggi non si può, dice che uno si può tagliare. No, io non mi ho tagliato mai, nessun bambino si tagliava, erano i giocattoli e i nostri genitori ci compravano i giocattoli dove ci dicevano: cosa vuoi che ti lasciano i morti, cosa vuoi? E io ho piacere che mi lasciano questo, ho piacere che mi lasciano quest'altro. Io mi cattavano e mi facevano a trovare la mattina. Non c'è solo uno sguardo al passato, ma sempre più si pensa al recupero di una tradizione che dovrebbe avvicinare ai nostri cari che non ci sono più. Grazie a Tuccio Musumeci, e almeno una cucuzza salviamola, no? Adesso c'è la pausa, poi il calcio, il Catania stasera in campo con la Casertana, partita in chiaro su Telecolor, e il Palermo domani in sfida casalinga con il Pescara. State con noi, vi aspetto. Calcio, il Catania stasera in campo a Caserta. Toscano deve rinunciare ad Aloi e dovrebbe confermare lo stesso 11 iniziale delle ultime partite. Diretta in chiaro su Telecolor a partire dalle 19:30. Marco Carli. Per volare in testa, in attesa della Salernitana che gioca domenica a Latina, per chiudere al meglio un ottobre fatto finora di tutti i successi e nessun gol subito, per consolidare convinzioni e posizionamento. I tanti temi in vista della partita di Caserta con le squadre in campo stasera al Pinto. Contro il Catania, l'ha detto anche Toscano, una squadra che soprattutto nelle prime linee presenta giocatori di buon livello per la categoria, come dimostra la classifica che vede i campani a quota 17, sono 24 i punti degli etnei. Partita da giocare, di combattimento, di duelli, come spesso succede in Serie C. Duelli che il Catania vuole vincere, come ha fatto bene con convincente organizzazione tattica nelle ultime partite. Mancherà un'alternativa importante a centrocampo come Aloi, fermato, come comunica la società, da una contusione nell'ultimo allenamento. Toscano è orientato a confermare gli interpreti iniziali degli ultimi match vittoriosi, dunque Dini in porta, poi Gherardi con Di Gennaro e Celli in difesa, Casasola e Donnarumma sugli esterni, Quaini e Di Tacchio in mezzo, Ciccerelli con Lunetta alle spalle di Forte. Diretta in esclusiva in chiaro su Telecolor a partire dalle 19:30. Ampio pregare e poi la telecronaca della partita, alla fine le interviste ai protagonisti in campo. Il Palermo, dopo la debacle con il Monza, prova a reagire. Domani sfida casalinga contro il Pescara, Inzaghi striglia la squadra. Marco Gullà.
La batosta casalinga contro il Monza ha mandato KO, ambiente e squadra. Il Palermo è tornato sulla terra e anche bruscamente un punto nelle ultime 3 partite è un segnale di crisi. Domani al Barbera contro il Pescara la banda di Inzaghi non può stonare, occorre una vittoria per rimettersi in carreggiata. Insomma è stata una battuta d'arresto che era preventivabile, speravo non arrivasse, però io penso che anche dalle sconfitte si possa uscire rafforzati, probabilmente sono arrivate nel momento giusto, tutti noi volevamo che non arrivassero. Però se dovevano arrivare insomma 28 partite dalla fine, un attimino di esame di coscienza da parte di tutti, perché probabilmente quello che bisogna costruire è tanto. Inzaghi valuta alcune novità di formazione in vista della sfida con il Pescara, ultima tappa del mini ciclo di partite ravvicinate. L'allenatore potrebbe tornare al 3-4-2-1, sistema di gioco più utilizzato dall'inizio, e potrà contare sul rientro di Bani, recuperato dopo l'infortunio. Sulla tre quarti potrebbero rivedersi dal primo minuto Palumbo e Brunori, nessun turno di riposo invece per Poyampalo. Bisogna crescere tutti per alimentare il nostro sogno, per arrivarci pronti, per cui diamoci dentro, tiriamoci su le maniche, lavoriamo di più, io per primo, e torniamo a regalare quello che questa gente si merita. Domani fischio d'inizio alle 19:30 proprio nel giorno del 125° compleanno dei Rosanero. Noi ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto, appuntamento alle 20, buon pomeriggio.